oggi incontriamo tutti i sindaci, che oltre sono anche i nostri soci della DVG, perché insieme si devono scegliere le strategie sul turismo, sulla promozione, sull'organizzazione e sulla gestione. Solo una cosa fatta che parte da loro e noi come braccio operativo, chiamiamoli, può portare degli ottimi risultati, perché i sindaci hanno in mano il territorio e quello che serve a noi adesso è avere con loro una situazione strategica di come vogliono che sia il futuro nei prossimi anni. Nasce dalla volontà di ascoltare quelli che sono i nostri primi rappresentanti, i nostri comuni soci, per quello che sarà la rivisitazione e la ripresentazione sia del piano strategico che scade proprio quest'anno, 2023-2026, e quindi la riproposizione di un nuovo piano strategico dove da un punto di vista dei contenuti ma anche della comunicazione vogliamo ascoltare il territorio, perché è quello che abbiamo promesso. Non è una prima occasione, perché il territorio lo ascoltiamo tutti i giorni, quindi c'è un lavoro continuo con gli operatori, anche con gli stessi sindaci, però oggi era un po' emblematico riuscire a raccogliere tutti insieme, anche partendo da uno spunto dell'ultimo incontro a Garda, in cui devo dire abbiamo raccolto veramente degli elementi importanti che ci aiutano a scrivere sicuramente meglio il piano strategico e il piano di comunicazione.